oggi, 27 maggio 2009, ste quaccio che potrebbero essere... No, i Cida Vaneddazze, quaccio... Ferro. Cosa sono? Il ferro. No, io l'ho detto che sono il piomba. Che male sta? Non mi levo, perciò non ci sono problemi. Questi 4 hanno avuto il coraggio di fare a Giuseppe Castiglia lo scherzo del secolo. Come potevo chiamare? Lo scherzo del secolo. Lo scherzo perfetto. Se lo chiamiamo lo scherzo perfetto, tanto vi dite sopra il video. Se l'abbiamo chiamato lo scherzo perfetto, è super video. Se non l'abbiamo chiamato, ovviamente questo video è stato fatto perché non sappiamo se resteremo vivi dopo lo scherzo. Quindi come ultima volontà abbiamo fatto questo video e non lo sappiamo come andrà a finire, perché ovviamente è lui che ha organizzato tutto. Giuseppe, anche assume responsabilità con me. E Claudio che non si vuole fare riprendere, che è tutto, che è in do mezzo, c'è magari però anche lui, adesso ora vedrete cosa succederà. Non è vero, non è vero. Una grande canzone, un grandissimo De André con una canzone meravigliosa, questa Don Raffaele, Nuvole era il titolo dell'album, è una canzone che veramente ci piace molto ricordare, ascoltare di tanto in tanto. Bella canzone. Tra le tante cose belle fatte da Fabrizio De André. Vabbè. Oggi vi abbiamo chiesto, ci trasformiamo in padre Fallica e padre Castiglia, vi abbiamo chiesto di confessarvi con noi. Claudio, dimmi. Ti devo parlare in privato. E di che mi devi parlare? Giovannone. Chi è Giovannone? Un uomo senza pancia e cattivo frettella. Ma dove l'hai conosciuto? La strada da Uomina. Sì, vabbè. Ma a lui piaci? Sì. Ma ti piace? Non si può capire. Ma scusa, ma non ti piacevano le donne? Ma che stai dicendo? Sì, che ti piacevano le donne. Sì. Ma qui, questo pericolo non c'è. Ma come? Ma avete consumato? Gioia? Sempre. Almeno una volta al giorno. E quando lo fate? La notte, che secondo me è un'idea geniale. Beh, sì. E come è messo? Ma quando lo so sapere, ma che te ne fotte ti? Tu sei messo bene lì, no? Ci mancherebbe altro. Vabbè, dai. Ma quando gli fai le coccole, lui che fa? Fa ricria, vedi un po' che così, ci piace. E che ti dice? Ma ricriaio. Ma a te che genere di uomini piacciono? Camionisti. E ha un bel sedere e poi? È difficile da dire, eh. C'è pure un sacco di altre cose. Beh, lo immagino. Ma lo sai che Giovannone voleva baciarmi? E certo, con sta fungia. Levo da mano. Significa ottotignone. Voglio il mio amore. Perché ridi tu? Ah, niente, rido. Ma come ti mantieni così giovane? Facendo molto, ma molto l'amore. Sempre con Giovannone, vero? Sempre. Domani? Vado a Puppi. Scusa, ma adesso che tutti sanno sta storia, tu cosa dici? Aia, questo è uno scoop che solo alla Catalla potevo offrire. Sono davvero. Mare, profumo di mare, giocare e colpa del mare. Dai, che carino. Adesso chi è che non ha capito niente, perché magari non l'abbiamo detto, era una sorpresa. Ma era una sorpresa anche per te, diciamo. Assolutamente, dai. io non la conoscevo questa cosa, non sapevo, e chi è stato lui, Angelo, il dottore e tutta la cumacca dei delinquenti che ci stanno attorno. Siccome sono tanti. Ma mi hanno coinvolto in questa cosa. Non lo so, l'ho capito che la tua voce è registrata a parte. Mi hanno coinvolto in questa cosa. Molto carina, complimenti. Dai, molto carina, bella veramente, simpaticissima, l'ho riso. Grande Doc, grande. No, vado a Puppi e mondiale. Questo è tutto un sunto di tante frasi e tante cose dette dalla Catalla in questo anno, credo, forse. Sì, anche in questo anno. Sì. E ovviamente laddove si parlava di Puppi era l'edizione in cui c'era Cristiano Di Stefano, per cui era ricorrente l'argomento. No, complimenti, è molto bella, carina, anziché spararvi veramente vi faccio un applauso. Meno male. Ma guarda che meraviglia! Questa è molto bella. C'è pure una foto, anche per Claudio Fallica, c'è una foto bellissima di Claudio Fallica al microfono, e questa invece è presa dal mio sito. Ovviamente chi mi manca la mia sigaretta? Mai. No. Spero di guardarla quando toglierò il vizio del fumo. Molto bella, complimenti, grazie Claudio lui, no, sì. Claudio tu, io no. Claudio lui, Claudia lei, il dottore e anche l'onorevole, immagino, no? L'onorevole che insomma è uno che partecipa anche così moralmente. Vicchio Caruso oggi ha un po' di che fare, però moralmente partecipa, va bene. Grazie ragazzi, molto carina, spero di trovarla su YouTube anche questa cosa qui, e chi mi dice mia, già Tonietta ne è attivo. Ovviamente tutto questo non farà altro che accrescere la curiosità. Chiaramente sì. Bella
carina. La fare sentire a Cristiano, ce la fare, a Cristiano ce la fare. Lo so, non l'ho beccato. È fantasticissimo. Bella questa. Devi dare quella cosa. Quelle trecce. Dove le hai messi tu? Nella busta, nella busta. Troppo bella. No, i cosini per attaccare al muro. No, col Paint Shop ho montato più di 7 immagini per le sfumature, per le ombre. Sì.